Scatman's World. Non sono più con la moto di Nicolino Aldi perché il comandone ha protestato e ha tirato pallettoni come Balotelli con il fucile addosso ai tecnici di quella moto per una litigata, perché ragazzi il mio tecnico ha detto che non mi sono impegnato al Mugello, se l'avevo firmato in tempo record con la NGM. Speriamo bene ragazzi, quinto posto in griglia, Catalogna è una delle gare favorevoli, però qualificazione un po' di merda. Adesso l'obiettivo è cercare di arrivare almeno al podio qua in Espana. Come intanto fa una curvetta niente male, il comandone è prima e silenzio intanto. Beh, vincere qua sarebbe importante, la prima gara con la nuova moto vincere sarebbe un'iniezione di fiducia devastante. Oh, camomillo per piacere. Fatti una tisana e non spaccare il cazzo. Concentrazione massimale per il talento, per il gondolaro, per l'uomo che sussurra le gondole, ragazzi. Questa è una curva che in qualifica mi ha dato non pochi problemi. Sono teso, devo vincere questa. Ho un'occasione più unica che rara. Ho fatto una prima curva da fenomeno. Giro completato, scusate se parlo poco ragazzi, ma questa la devo proprio vincere. Primo giro completato in quel di Catalogna. Pacchetto acquisito, siamo a 2/3 del motore, perfetto. Qui che ho fatto anche il test al Mugello, ho fatto i test invernali, diciamo, i test per migliorare un po' la moto, chiaramente li dobbiamo fare fiori. La moto non si sviluppa mai. Comunque non prenderò mai più un gioco ragazzi della Milestone su PC perché proprio ottimizzano i giochi come la merda proprio. Se qualcuno si è trovato bene complimenti a loro con il mio PC, veramente, cioè l'unico gioco che mi dà problemi, cazzo. Crysis 3 tutto a cannone, 60 fps fissi, non si sblocca mai questo. No, ma questo qua mi tiene 60 fps fissi e quello è il bello. Il discorso è che dopo il motore grafico ottimizzato di merda su una grafica oscena. A me dispiace per la Milestone, continuo a criticarla per PC, ma era devastante. A me non me ne frega un cazzo che fanno per console bene. Cioè il PC addirittura non puoi uscire da solo. Ecco, ragazzi, se avete trovato un modo per uscire dal gioco senza fare task manager, me lo scrivete magari sotto il video perché io non l'ho ancora capito sinceramente, è una vergogna. Basta, quindi Milestone solo su console, ve lo consiglio, mai più PC, ma proprio mai più. Veramente fanno i giochi con i piedi. Basta vedere i VRC, cazzo, cioè ti laga un po' anche si può avere anche tipo uno slide di 1780, cioè so. È una cosa indegna. Ok. Stiamo veramente girando alla grande, cioè, stavolta non può succedere niente, cioè non mi interessa, mi porterò anche sfiga da solo, ma questa la voglio, la devo vincere. Prima gara con la nuova moto, subito vittoria, punto e anche basta. E me ne foto stavolta delle scaramanzie. Voglio un come sontuoso, cazzo, lo pretendo sto come sontuoso. Noi vogliamo sontuoso, è qua la scuderia di Nicolino Aldi, si deve mordere le mani, non esiste chi si offende il comandone. Mi sono impegnato al Mugello, ok, io me ne vado, merdaccio. Io volevo rimanere in realtà perché abbiamo sviluppato bene la moto, tutto quanto, ma non esiste che
io non mi sono impegnato abbastanza. Ma che cazzo vuoi, sto specie di merda di un tecnico bastardo. Comunque su Twitter ho scritto tutto, ragazzi. Sono scritto anche col Balo, ragazzi, mi sono ispirato al Balo, quel deficiente cosmico che finalmente è uscito dai coglioni del Milan. Mamma mia, che bella notizia. Anche se il Milan fa pietà, è veramente, ripeto, io da milanista pazzo, perché io proprio, ragazzi, sono un tifoso che, guarda che più che tifoso mi definisco un esperto, comunque un appassionato di calcio, insomma, perché cioè, io veramente passavo, insomma, prima di lavorare passavo anni davanti ai giornali, siti, tutto, pur di essere informato. Dopo chiaramente diventi grande, ci sono anche altre priorità, però vedere un Milan così è inaccettabile, anzi vedere un calcio italiano così è inaccettabile, è inaccettabile. Tu come in silenzio, sentenza comendiana, sentenza pura, sentenza pura, sentenza pura, silenzio tutti, andate a cagare, primo posto. Sì cazzo, sì. Grande vittoria a Catalogna, in casa di questi spagnoli di merda. Bravo Kuma. Quinto posto in classifica, raga, un salutone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.